Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Al Bentegodi il Verona per la 25esima giornata di Serie B-Win ospita il Grosseto e vuole riscattare lo scivolone esterno con il Sassuolo. Nel 4-3-3 del tridente d'attacco Mandorlini schiera il francese Lepier a fianco di Ferrari e Juanito Gomez. Il Grosseto cerca continuità di risultati e mister Viviani spera in attacco nei gol di Sforzini. Arbitra Gavillucci di Latina. E parte subito il Verona in attacco con questa azione personale di Lepier, il tiro di destro ed è il gol! Dopo neppure 3 minuti il tiro improvviso dai 25 metri di Mathias Lepier. Il francese brucia Narciso con questo bellissimo destro sul quale il portiere del Grosseto non può far nulla. Risponde sul fronte opposto il Grosseto sul secondo palo, non ci arriva nella deviazione decisiva in attacco la formazione del Grosseto e poi la rovesciata è di Petras che si dispera. Ancora il Grosseto prova a farsi vivo con Caridi. Il tiro di Caridi, palla che rimbalza davanti al portiere Raffaele, palo esterno della porta del Verona, come vediamo meglio nelle immagini del replay. Ancora Verona in attacco, Lepier controlla il pallone, prova di destro ed è il raddoppio della formazione di Mandorlini. Ancora Lepier, giornata da non dimenticare per il francese che si inventa la doppietta, ancora un gran gol, questa volta dalla parte opposta rispetto al precedente gol del vantaggio. Chiude in attacco ancora il Verona, destro di Russo e Ferrari cerca la deviazione, non ci arriva per poco. Si va al riposo sul 2-0 per il Verona. Verona che ancora insiste, il lancio per Ferrari, prova la girata da posizione impossibile, palla che attraversa tutta l'area piccola e poi termina sul fondo. Sul fronte opposto c'è Sforzini che reclama per questa trattenuta di Maietta, ma tutto regolare, ha ragione il direttore di gara. Ancora un cross per Sforzini, colpo di testa però debole, nessun problema per la porta del Verona. Verona che si affida anche ai contropiedi, questa volta con Ferrari, prova le finte, Ferrari ancora il suo tiro di destro e palla che termina di poco a lato. Rivediamo ancora conclusione di Ferrari, si fa male Lepier, problema al polpaccio, entra Berrettoni. Applausi per l'autore della doppietta che permette al Verona di condurre per 2-0. Ci prova Taxini, si inserisce bene, palla calciata da sotto di poco fuori per il giocatore del Verona che sfiora quindi il terzo gol per la formazione di casa. Nel Grosseto entra Lupoli al posto di Petras, è proprio Lupoli che manovra in questa azione, prova questo tiro dalla lunga distanza per imitare Lepier, non ci riesce, palla fuori misura, recupera il Verona ancora che prova ad andare in contropiede e Ferrari ancora dal limite, conclusione altissima da parte di Ferrari che ha provato la via del gol nuovamente. Sul fronte opposto ancora Lupoli, sull'uscita di Rafael, una deviazione sulla quale il portiere brasiliano si salva. Verona in attacco nel finale di gara, ma finisce qui il 2-0 per la formazione di Mandorlini, quarto posto confermato per il Verona che lo consolida a 47 punti, fermo a 33 il Grosseto di Viviani.